Buon pomeriggio, benvenuti alla puntata del venerdì di Trieste in diretta. Come sapete, la puntata del venerdì è quella che noi dedichiamo, diciamo così, di default a cultura e spettacolo. Nella seconda parte sarà con noi Alessio Colautti che ci parlerà del suo spettacolo in programma domenica. Nella prima parte parliamo ancora del Trieste Book Fest, lo facciamo con Loretta Napoleoni, che è l'autrice del libro Tecnocapitalismo, l'ascesa dei nuovi oligarchi e la lotta per il bene comune, che viene presentato questo pomeriggio. Poi con noi c'è anche Federica Zar, che è la responsabile della comunicazione del Trieste Book Fest, oltre che collega, per cui tra l'altro io devo precisarlo perché delle volte insomma è inutile nascondersi dietro un dito, questa parte della trasmissione viene registrata perché proprio in questo momento, mentre noi andiamo in onda, c'è appunto la presentazione ufficiale del libro che apre proprio il Trieste Book Fest. Prima di parlare del libro, se mi consente, accenniamo un attimo ancora al Book Fest che è giunto alla decima edizione. È il decennale, diciamo che ha avuto un'anteprima da lunedì, quindi oggi c'è l'inaugurazione ufficiale, ma ci sono stati già numerosi eventi con le consuete presentazioni di libri che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e come sempre è una manifestazione eccezionale per la partecipazione. Forse non lo sai, ma all'origine quello che noi chiamiamo il payoff in termini tecnici, che non è lo slogan, è quel nome che associ al Trieste Book Fest, sì, era ed è tuttora la città dei lettori, ma perché questo è esattamente l'animo che ispira il Trieste Book Fest, che ti ricordo è diretto alla direzione scientifica di Loriana Ursic e poi si avvale della collaborazione di Sole Donne da sempre in questo decennio. Quest'anno ci sono 45 eventi nell'arco di una settimana che coinvolgono altrettanti autori importanti sia a livello nazionale che per proprio la tradizione del Trieste Book Fest, nostri autori che da sempre collaborano con il festival. E assieme a questi autori ci sono altrettanti, quelli che abbiamo chiamato ambasciatori della cultura locale, che sono i giornalisti o comunque degli esperti di cultura che presentano i libri, che anche questo è significativo come concetto. No? Chi dialogherà con Loretta Napoleoni? Cristiano Degano, che è nostro ex presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti, attuale consigliere nazionale dell'Ordine dei Quindi giornalisti. Lei questo pomeriggio sta nelle mani dell'arte, come si dice a Napoli. Sì. Allora, tanto poi torneremo anche a parlare con Federica di tutto, anche di come poi si promuove un avvenimento come questo, ma intanto parliamo appunto dicevamo prima, no? Ci sono delle terminologie che possono sembrare difficili, ci sono altre che invece per tutta una serie di ragioni la gente conosce o pensa di maneggiare meglio di altre. Oligarchi è un termine che ormai sappiamo di che cosa è stata, soprattutto però, e anche qui insomma, colleghiamo il termine oligarca ai russi, no? Cioè, esatto. Sempre l'oligarca russo ormai è un'affezione abbastanza comune. Esatto, ma c'è proprio l'intenzione di voler collegare questi due fenomeni, perché in realtà il concetto di oligarca contemporaneo, diciamo moderno, si riferisce alla spoliazione dello Stato, perché in realtà questi individui non hanno apportato nulla dal punto di vista proprio della crescita economica, come invece è avvenuto con la rivoluzione industriale. Quello che hanno fatto, si sono trovati nel posto giusto, al momento giusto e lo Stato li ha avvantaggiati. Vabbè, nel caso della Russia sappiamo tutti la storia di come è successo, ma nel caso degli Stati Uniti la storia interessante è come i soldi che sono stati prodotti per salvare le banche dopo il crollo della Lehman Brothers, invece di andare a finire ad aiutare chi stava perdendo la casa proprio a causa della crisi
dei mutui subprime e sono stati invece incanalati verso Silicon Valley. Perché? Perché l'alta finanza, che poi ha ricevuto questi soldi, quindi parliamo delle banche, parliamo delle grosse banche d'affari, cercava una nuova sponda dove poter investire ed avere gli stessi ritorni alti, quindi gli alti profitti che otteneva dai mutui subprime. E l'industria, diciamo, migliore, che era proprio un'industria nascente, diciamo, siamo a livelli proprio di embrione, era quella proprio dell'alta tecnologia. E quindi questi individui sono arricchiti oltre misura, in realtà con i soldi che dovevano andare al pubblico. Fra l'altro in un libro sulla storia dei Romanov, che quindi insomma, per certi aspetti è buona parte della storia della Russia, si faceva il paragone, non so se regge, può essere che magari io semplifichi troppo, che soprattutto per quanto riguarda quel luogo, gli oligarchi sono i nuovi boiardi di Stato, francamente. Sì, in realtà quello che è successo, prendiamo l'esempio di Yukos, per esempio, no? Come è riuscito Khodorkovsky a conquistare l'industria energetica russa? Ci è riuscito con una strategia molto interessante. Ha acquistato le partecipazioni che sono state distribuite dallo Stato a tutti quanti i cittadini, le ha acquistate per pochi rubli e poi le ha usate per controllare Yukos. Ma in realtà l'ha potuto fare perché lui si trovava in una posizione privilegiata, essendo il presidente dell'Associazione dei Giovani Comunisti dell'Università di Mosca. Allora, queste organizzazioni, tutte queste organizzazioni in Russia avevano un ruolo molto importante, gli era stato dato dallo Stato di convertire i rubli e le monete, diciamo, forti. Quindi erano un po' come una succursale del tesoro, perché chiaramente il tesoro non c'era, cioè un tesoro come è il nostro tesoro occidentale. E quindi, data questa posizione, è riuscito in questa operazione. Questo è l'esempio di Khodorkovsky, ma ce ne stanno tantissimi altri. Quindi ecco, diciamo, il ruolo lo Stato lo Stato è in crisi, e così la stessa cosa nel 2008 lo Stato americano era in crisi e questi individui se ne approfittano e riescono ad ottenere. Tanto c'è proprio su questo oligarca c'è un documentario, credo che sia ancora visibile su Prime, chi ha interesse. Spiega parecchio, ecco, insomma, di ciò a cui stiamo assistendo. Laddove anche credo che molte persone, molti di noi, io personalmente, insomma, siamo rimasti anche abbastanza, diciamo, stupiti, anche se forse il termine non è quello corretto, però proprio vedere il giorno dell'insediamento di Trump, già in una situazione molto particolare rispetto alle volte precedenti, perché era un insediamento al chiuso rispetto a come si era abituati, ma non è tanto questo, è proprio vedere quella porzione di tribuna riservata proprio a Musk e a tutti gli altri. Devo dire la verità che un po' di impressione l'ha fatta. Certo, però quello era un messaggio secondo me diretto non solamente al pubblico americano ma anche, diciamo, al mondo intero. Allora, se uno guarda quello che è successo dal 2008 fino a praticamente a gennaio, perché poi le cose sono un po' cambiate, c'è stata un po' di maretta, diciamo, sui mercati azionari, gli indici di borsa sono saliti e sono saliti a livelli mai visti, con una velocità anche mai vista, grazie a 7 imprese. Queste sono le famose magnifiche 7 e quali sono? Sono tutte imprese dell'alta tecnologia, quindi abbiamo Facebook, abbiamo Amazon, abbiamo Microsoft, sono sempre loro, diciamo, e si è inserita poi alla fine Nvidia come microchips, quindi Nvidia non fa parte, diciamo, di quel gruppo iniziale del 2008, no, che ha ricevuto questi fondi, viene un po', però diciamo è sempre la stessa cosa. E quindi qual è il messaggio? Il messaggio è l'America ha il primato nella tecnologia, questo primato permette all'America di continuare ad essere il paese più forte, il paese più egemone e via dicendo, e anche grazie a questo primato, se ci pensiamo bene, Trump sta facendo questa politica dei dazi, certo.
perché insomma quella è l'industria trainante, noi abbiamo bisogno di questa industria. Immaginiamo un mondo senza l'iPhone, perché improvvisamente non lo possiamo più comprare perché Ormai. ci costa Ecco, 10.000 ma c'è anche questo, già che ci siamo le faccio adesso la domanda che le avrei fatto dopo, ma allora, è ovvio, no, che tutte queste realtà noi le utilizziamo per certi aspetti senza rendercene conto, no? Nel senso, una volta dicevi, quando uno doveva fare un acquisto su Amazon, almeno io personalmente programmava, adesso compro su Amazon, non disturbatemi, mi chiudo, compro su Amazon. Adesso addirittura, per esempio, mia madre che ha una certa età, perché ne ha 94, che dice, compra su Amazon, no? Cioè, è diventato talmente, e forse questo è ancora più, non voglio dire pericoloso, ma comunque indicativo di come le cose siano andate modificandosi in tempi non brevi, di più proprio nel battito di ciglia in pratica. Sì, sì, io infatti nel libro parlo specificamente del presente e futuro, cioè il concetto di presente e futuro, che noi in realtà pensiamo di vivere nel presente, perché viviamo nel presente, però già siamo proiettati nel futuro, perché tutto, cioè diciamo la tecnologia cambia ad una velocità talmente elevata che proprio noi, essendo biologicamente programmati per una tempistica molto più lenta, non riusciamo veramente a stargli dietro. Allora se pensiamo che nel 2005 non c'era l'iPhone, cioè 20 anni fa non c'era l'iPhone, adesso noi invece siamo convinti che è sempre esistito, cioè nel senso, cioè, non ci ricordiamo com'era il mondo prima, cioè ce lo ricordiamo solamente come è adesso. E poi secondo me bisogna aggiungere un'altra cosa, che il Covid in realtà ha dato a questa, diciamo, a questa tecnologia uno spazio inaspettato. Cioè, quindi anche mia madre, che ne ha 92 anni, dice la stessa cosa, cioè, mi serve questo, cioè, me lo compri su Amazon? Sì, cioè, sì, sì. Mia madre non ha neanche il telefonino, cioè, Però non ha un iPhone. questo Però la cosa incredibile perché è questo. chiaramente durante il Covid Amazon è diventato molto importante, perché per qualsiasi cosa che serviva, magari va bene, lo compro su Amazon, e quello te lo portava. Poi torniamo su questo, intanto parliamo ancora del Book Fest. Appunto, allora, partiamo da questo presupposto. Niente è dato per scontato, no? Quindi una manifestazione di 10 anni piuttosto che 15, piuttosto che 20, deve essere, come dire, portata avanti, deve essere organizzata, deve essere comunicata, desumo, perché noi facciamo due lavori che sono con termini, ma non è la stessa cosa, però come se fosse la prima, cioè nella comunicazione di un evento nulla è dato per scontato. Sia nella comunicazione che nell'impostazione, cioè l'evento vince se ha dietro la credibilità. E qui la credibilità viene data, lo ribadisco, dal gruppo di lavoro assolutamente competente che c'è dietro, cioè la conoscenza delle case editrici, la conoscenza degli autori, la visione di come impostare ogni anno il festival, perché quest'anno è l'Isola che non c'è che riprende il tema del primo anno, ma ogni anno c'è stato un tema che poi veniva declinato dagli autori nei modi più diversi possibili. Ecco, questa capacità di individuare il tema giusto, di avere nomi importanti da poter portare a Trieste, fa sì che innanzitutto ci sia l'appoggio delle istituzioni, perché se no il festival non potrebbe esistere. Sì. L'associazione che lo organizza è una no profit, perché l'Associazione Culturale Trieste Book Fest lo fa per il puro piacere di riuscire a donare questa settimana alla città. Quindi grazie alla credibilità e alla reputazione c'è il coinvolgimento della Regione, ovviamente, e del Comune di Trieste, più delle fondazioni, la Fondazione Casali e la Fondazione CR Trieste, e da quest'anno abbiamo anche dei patrocini interessanti, perché la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, di cui io faccio parte, è
patrocina, diciamo, l'evento, e questa sera ci sarà proprio il presidente della FERPI, che è presidente nazionale, all'inaugurazione, e vabbè, abbiamo il piccolo che ci dà un aiuto, come spesso accade. Questo sicuramente contribuisce per la promozione. Poi si fa quello che si può, perché logicamente i budget sono limitati e quindi la comunicazione, tu mi dici cosa riusciamo a fare, si fa una meravigliosa impostazione grafica. È quella dei Triestiner, no? O no? O sbaglio? No, questa è la Lulu, che da sempre, diciamo, rappresenta il Trieste Book Fest. No, ho sbagliato, perché in questi giorni c'erano altre presentazioni dove gli artisti, i triestini, hanno fatto una cartolina speciale, mi confondevo con quell'altra. Che poi viene declinata sui manifesti 6x3, non so se avrai visto, in città ce ne sono. Ci sono dei bellissimi video che fa Giulio Landini, che vanno a raccontare le giornate precedenti, e poi fa come sempre un filmato finale per testimoniare quello che è stato fatto. C'è l'ufficio stampa che con le sue competenze, insomma, fa benino, e quindi queste sono le azioni. Certo, se si potessero avere degli altri budget, esatto, la comunicazione sarebbe ancora più efficace, però i risultati ci sono. Perché per una manifestazione, non ho mai capito questo, per una manifestazione come il Bookfest e come anche altre, deve essere ogni anno uguale, oppure... Il format resta quello, perché come sai il Trieste Book Fest, ma anche se parliamo del Trieste Book Fest, ma in generale i format restano quelli, perché devono mantenere un'identità giusta, che sia riconoscibile in questo caso dai partecipanti all'evento, no? E quindi qui abbiamo la suddivisione in 13 location, perché anche questo è un dato importante, cioè 13 tra teatri, sale, caffè. I caffè ovviamente ci sono sempre, e quindi questa è la sua caratteristica fin da sempre, di non essere in un unico centro, diciamo, ma diviso per la città. Non è, o perlomeno fino adesso non è mai stato, un evento simile al Pordenone Legge, dove gli editori fanno la parte più forte, perché arrivano con i loro spazi espositivi. Qui è lo spazio dedicato agli autori, perché loro il palcoscenico. Dopo chiaramente ci sono anche i libri in distribuzione, in vendita, ma non è quello l'obiettivo del Trieste Book Fest. Poi per altri festival, di cui tu sai che comunque spesso presentiamo qui, anche quelli mantengono ci deve esserci una riconoscibilità nella formula, quantomeno. Sì. Tra l'altro interessante, mi collego al discorso della dottoressa, parlando del futuro. Io credo che questa situazione, che sarà trattata anche come tema al Trieste Book Fest, avrà un'accelerazione con l'intelligenza artificiale, perché forse l'intelligenza artificiale, come la vediamo oggi, fra un mese ci stravolgerà ancora di più, e quindi sarà analizzata al Trieste Book Fest. E colgo l'occasione, visto che avremo il presidente della FERPI qui a Trieste, il 16 e 17 maggio a Venezia, Inspiring PR, che è il Festival delle Relazioni Pubbliche, parleremo dell'etica nell'intelligenza artificiale, con la partecipazione di 30 rappresentanti della Global Alliance, che sono tutti relatori internazionali che vengono a parlare a Venezia di questo problema, quanto è sentito nella comunicazione in questo momento. Quando parliamo, professoressa, di tecnocapitalismo, no? Parliamo anche di, come dire, di qualche cosa che dovrebbe prevedere la partecipazione della gente, comunque dovrebbe... Allora, mi viene in mente quello che considero uno dei miei film favoriti, che non è molto conosciuto, devo dire la verità, ed è Playtime di Jacques Tati, dove praticamente l'assunto finale del film è che la gente non sarà mai pronta per un modernismo imposto, cioè se noi arriviamo piano piano a determinate cose, ok, funziona. Se invece ti viene detto devi fare così perché bisogna, perché c'è fretta, eccetera, tutto quanto è destinato a frantumare. Nel film c'è la metafora di un ristorante che deve aprire pur non essendo affatto pronto, e ciò fa di quel film un film che sarà sempre contemporaneo. Qui voglio dire, c'è la necessità di conoscere le cose, oppure chi comanda
ha pure piacere se la gente non conosce tutto quanto. Ma sicuramente gli oligarchi vogliono che il sistema rimanga così com'è, cioè nel senso, tanto per citare quello di cui parlavamo prima, perché tutto cambi, cioè, bisogna che tutto tutto cambia, rimanga non è che tutto rimanga. Esatto. Perché? Perché in realtà è la condizione migliore. Adesso non prendiamo in considerazione le legislazioni che esistono, tra l'altro, per poter limitare il loro potere. Però dal punto di vista proprio del tecnocapitalismo, noi siamo allo stesso tempo la merce e il prodotto. E sì. questo è ideale, cioè, cioè sì, meglio di così veramente è possibile. E siamo una merce contenta di essere mercificata, proprio perché siamo anche il prodotto, no? E quindi abbiamo bisogno del prodotto. Allora, non so, magari voglio comprare qualche cosa sull'internet e mi dici accetti le condizioni? Sì, perché no? Però in realtà accettando tutte queste condizioni noi diciamo sì, va bene, allora tu puoi usare i miei dati, tu puoi fare quello che ti pare, mi puoi condizionare, eccetera. Sì, perché dice io ti do i dati perché la roba che mi interessa mi arriva dopodomani. Sì, cioè, adesso non voglio Sì, leggere sì, tutte sì, queste cose, cioè, ecco così. Allora, qual è il problema, allacciandosi al film di Jacques Tati, che è un film bellissimo tra l'altro, il problema è che se noi non prendiamo coscienza di questa realtà e prendendo coscienza di questa realtà limitiamo anche questo condizionamento no, che ci viene da tutte e due le parti, il risultato è distopico, cioè nel lungo periodo sarà distopico perché non gli basterà più controllarci solamente come merce e come prodotto, ci controlleranno come cittadini, poi ci trasformeranno da cittadini a subordinati, poi da subordinati ci trasformeranno a servi della gleba, cioè è chiaro, no? Perché quando uno poi si trova in una posizione di questo potere, che è un potere, parliamoci chiari, quasi illimitato nella loro mente, tant'è che io infatti nel libro parlo di come questi, non so, Musk e anche Bezos, avendo accumulato queste ricchezze, diciamo, fuori dal comune, cioè inimmaginabili, hanno deciso poi di cablare l'orbita bassa della Terra, cioè sono andati oltre i confini terrestri. Perché? Perché se lo possono permettere. Allora, questo è, secondo me, la nostra conoscenza, io infatti il libro l'ho scritto per questo, cioè prendiamo conosciamo quello che sta succedendo, prendiamo coscienza di quello che sta succedendo, la tecnologia è sicuramente positiva perché può risolvere tantissimi dei problemi che noi abbiamo oggi, ci può rendere la nostra vita migliore, però a una condizione solo, che venga messa al servizio del bene comune, perché se viene messa al servizio di sette società e degli indici di borsa, e allora il futuro è la distopia. Qual è c'è una contrapposizione, non nel sottotitolo, l'ascesa dei nuovi oligarchi e la lotta per il bene comune? È proprio questo, cioè la lotta per il bene comune è questo, cioè la divulgazione dell'informazione e la conoscenza. Cioè, c'è un po' di paura nei confronti, diciamo, dell'informatica. Ecco, tornando alle nostre madri, no? Cioè, certo. Cioè, le nostre madri, ma non se lo sognerebbero mai e poi mai di capire esattamente com'è possibile che Amazon riesce a portarmi a casa quello di cui ho bisogno in 24 ore. Però noi dobbiamo fare questo sforzo e secondo me non è uno sforzo legato all'età, non è vero, i giovani lo capiscono, noi non lo capiamo. Forse no. Invece forse in realtà secondo me la situazione è diversa, cioè nel senso i giovani forse capiscono di più perché sono più ricettivi a questi cambiamenti. Noi potremmo capire di più anche attraverso i giovani, per esempio l'uso del telefonino nei bambini, negli adolescenti, la regolamentazione da parte del genitore e via dicendo. Insomma, bisogna fare uno sforzo e questo sforzo va fatto attraverso appunto una presa di coscienza che può avvenire solo conoscendo il fenomeno. C'è uno dei tanti temi che vengono trattati nel libro, devo dire la verità, è un tema che a me personalmente non
non acchiappa. Una volta ho avuto ospite una persona che me ne parlava, se devo essere sincero, non ho capito assolutamente niente, ma comunque è quello delle criptovalute. Sì, infatti. Come si inserisce nel discorso? Ripeto, ho avuto un pessimo viatico, devo dire la verità. Perché... Ma guardi, allora, le criptovalute ce ne sono tantissime. Io nel libro parlo principalmente del Bitcoin, che diciamo è l'unica che secondo me ha un futuro. La criptovaluta non è negativa, assolutamente no, anzi la criptovaluta è positiva perché in realtà è una moneta controllata dal pubblico, cioè da chi fa parte del sistema e da chi la possiede. E funziona così, nasce praticamente per un desiderio di scavalcare il controllo finanziario da parte dello Stato nella rete. Allora, e questo succede nel 2007, proprio il tempismo è fantastico, sì, cioè subito prima del crollo della Lehman Brothers, e si inserisce in uno sforzo che va avanti dagli anni '80 da parte di un gruppo di informatici che si chiamano i cyberpunk, che dalla California iniziarono proprio a lavorare alla crittografia, che è il sistema attraverso il quale uno può messaggiarsi senza che nessun altro legga il messaggio, ma questo nessun altro chiaramente è lo Stato di nuovo. Quindi l'idea era la democratizzazione della rete e come la rete avrebbe potuto portare questo messaggio democratico, quindi di uguaglianza nel mondo per tutti quelli che partecipavano alla rete. Chiaramente gli oligarchi questo sogno lo hanno infranto, però la criptovaluta è, diciamo, la parte monetaria, per cui come funziona? Il Bitcoin è semplicissimo il concetto, cioè il Bitcoin è un sistema di software, si scarica il software produce ad una cadenza prestabilita delle criptovalute che sono praticamente i Bitcoin. Questi Bitcoin vengono prodotti risolvendo una formula matematica che questo software aumenta di difficoltà costantemente, quindi più, è un po' come l'intelligenza artificiale in realtà, perché più la gente risolve la formula, più la formula diventa difficile. Ecco, questo è il concetto. È limitato nella produzione, quindi ci saranno solamente 21 milioni di Bitcoin che verranno prodotti entro il 2140, quindi abbiamo un lunghissimo arco di tempo. La limitazione della produzione Bitcoin offre la possibilità di avere una moneta, e quindi una criptovaluta, però in realtà è una moneta che ha un valore che permane, perché chiaramente certo, è limitato, cioè l'oro in realtà noi non sappiamo quanto ce n'è, potremmo scoprire su un asteroide una quantità incredibile di oro, ecco fatto che il prezzo dell'oro crolla. Ecco, nel Bitcoin questo non può succedere. Certo, bisogna aspettare il 2140 per vedere se succederà o no, se si fermerà la produzione, però diciamo tutte le monete sono un atto di fede, perché io... Beh, certo, ecco, sì, sì, allora, questo è vero. Sì. No, allora a questo punto, cioè, se uno immagina quello che è successo con, che ho raccontato inizialmente, dove sono finiti i soldi del salvataggio, che invece di aiutare la popolazione hanno aiutato gli oligarchi a diventare oligarchi, allora forse è meglio, no, fidarsi del Bitcoin. Forse sì. Allora, io ringrazio la dottoressa Loretta Napoleoni per essere stata con noi. Ricordatevi il libro Tecnocapitalismo, l'ascesa dei nuovi oligarchi e la lotta per il bene comune, edito da Meltemi. Ringrazio anche Federica Zar per essere stata con noi. Ricordatevi anche il Book Fest, potete vedere il calendario, penso c'è un sito, tanto ormai certo, si va di default anche in questo senso. Andiamo in pubblicità, poi cambiamo argomento. Allora, seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato siamo in compagnia di Alessio Colautti, che è tornato a trovarci per parlarci dello spettacolo che domenica alle 16:30 al Teatro Miela chiude la stagione. Chiude la 15ª stagione di Notte in Caffè. Allora, dai, cominciamo tanto per deviare da una scaletta che non esiste. Certo, nonostante i tanti fogli che vedo. Sì, questa è tutta scena. Quindi, com'è cambiata
il tuo pubblico, come sei cambiato anche perché penso che uno si accorge Certo, in 15 anni, certo. no? Beh, Tanto 15 anni fa era il 2000 e... No, il 1900 sono un poco arduo. Il 2010. 2010 è iniziata, sai, ha avuto proprio la mia stagione ha avuto un'enorme evoluzione, intanto perché si chiama Notte in Caffè perché è nata al Caffè San Marco, quindi devi immaginarti che io ho iniziato a fare, perché facevo già degli spettacoli prima, ma non erano calendarizzati, poi nel 2010 diventa una stagione calendarizzata. Nasce all'inizio con degli spettacoli prevalentemente cecchelliniani per l'inizio, Sì. Poi ci siamo evoluti molto, anche perché sai, quando cominci ad avere delle persone che fanno un abbonamento, 8 mesi, uno spettacolo al mese, devi dare un ventaglio di robe diverse, pur mantenendo questa, è brutto da dire, ma questa colauticentricità, nel senso che i vien per vedere il pagliazzo, quindi è lì che si tira il centro, però devi declinarti mille cose, che da una parte uno può dire, beh, ma facile, così ogni mese una roba diversa, però in realtà, sai, no. anche perché ho delle persone che sono con me dal primissimo anno, cioè che vengono a teatro, prima in caffè, poi a teatro dal primo anno. Quindi in 15 anni devi dare sempre cose diverse, che alle volte, anche perché poi si lavora sempre più prima per dopo, quindi finita, io ho già a metà della stagione prima, so già che cosa verrà la stagione dopo, no? Sì. Quindi si è evoluta molto, anche perché, tanto per farti capire, quando noi al Caffè San Marco, ora il San Marco è profondamente mutato perché c'è anche la libreria, prima c'era un pianoforte alla fine della stanza lunga, Sì. messo a sbiego, e poi c'era la sala delle maschere. Io dovevo girare il pianoforte a 3/4 affinché sia le persone nella sala delle maschere che nella sala lunga mi vedessero e sentissero, e ospitavo 280-300 persone, che era un'enormità. Avevo una linea telefonica dedicata a Notte in Caffè dove le persone riservavano, e poi io e quella santa donna di mia moglie scrivevamo tutti i cartelli per ognuno, spostavamo i tavoli di marmo, quindi noi le nostre domeniche erano dedicate a quello. Quindi poi abbiamo avuto un breve interregno alla Sala Roveis, dove io dentro la ginnastica, Okay. che io dirigevo in quel periodo per conto della Pro Senectute, e poi siamo arrivati al Miela 10 anni fa. 10 anni di Miele. Sì. Ma per esempio, sono quanti spettacoli all'anno? 8 invernali, diciamo. Teniamoci Gli invernali. Notte in Caffè va da ottobre a maggio, una volta al mese. Ecco, ma in questi anni, con questo ritmo, mi sembra, so già la risposta, però ugualmente faccio la domanda. Tu non hai seguito mode? No. Cioè, nel senso... No, assolutamente no, anzi, per assurdo, bisogna, per chi fa una stagione come la mia, che comunque è una stagione seppur tradizionale, dirò una dicotomia, però seppur tradizionalista e anticonformista. Sì, bene, le due robe non va. Perché se per esempio in città si fa un gran parlare, visto negli ultimi tempi, giustamente anche mi viene da dire, di musical, tento, soprattutto d'inverno, di fare poco musical. Certo, perché sì, così anche uno per compensare. Esatto, per legge di compensazione, no? Quindi sempre qualcosa di un piano B, da dare un piano B. Ecco. Senti, invece, allora io mi ricordo, cioè non è che uno penso che nemmeno tutti li ricorderai tutti quelli che hai fatto. No. Però mi ricordo. Però gli abbonati sì, molte. Molte volte perché, sì. Vabbè, Ma se mi ricordo che questo... Questo, specialmente qua. C'è una cosa che... Allora, le suggestioni sono davvero tante, perché insomma, hai spaziato da Ceccheline all'avanspettacolo nazionale, Certo. la Francia, Certo. La Russia, anche dopo roba mia, tipo swing, Sinatra, Sinatra. roba del genere, eccetera. C'è posso dire, un genere, un sottogenere, un autore anche probabilmente che magari hai, virgolette, corteggiato e a cui per una ragione o per l'altra hai dovuto rinunciare?
Orca miseria, no? Intanto, ecco, una cosa alla quale ho dovuto rinunciare, che mi sarebbe molto piaciuto, e qualche tempo fa avevo un pomeriggio che avevo pensato di intitolare Un pomeriggio a Mosca. Tutto su canzoni russe, anche traendolo dall'opera russa, quindi Evgeny Onegin, insomma, e via andare. Però qualcuno, che ovviamente non dirò chi, mi ha fatto un po' desistere dicendo: ma sai, di questi tempi un pomeriggio a Mosca, e infatti l'ho chiamato Un pomeriggio sulla Transiberiana, che come se la Transiberiana girasse per l'Illinois, quindi no, sai, facesse la coast to coast della Route 66, quindi figurati, ecco. Però sai, della passa, voglio dire. Esatto. Beh, guarda, devo raccontarti questa cosa perché questa fa molto ridere. Io quando ero bimbo, proprio Tele 4, facevo un programma presentato da una persona che aveva una R un po' moscia, Luciano Santin, che si chiamava Voglia di Carso. Sì, qualcosa mi ricordo. Con Baiguera, in giro per le andava Ospizie. in giro, Ecco. sì. Bene, la trasmissione, io poi l'ho visto anni dopo, con questa R moscia sua, lui cominciava a dire: signore e signori, benvenuti a Voglia di Casso. Ora, qualcuno deve aver chiamato la famiglia Erneri per dire: o mettete i denti che manca a Santin, o bisogna cambiare titolo. Bene, cambiarono titolo, ne venne fuori Profumo di Carso, che sai, peso il taccon che il buso, cioè, ecco, e così un pomeriggio a Mosca, un pomeriggio sulla Transiberiana, cioè tu capisci che siamo là, ecco. Cioè. Come ormai, visto che abbiamo, sì, c'è anche la barzelletta di quello che dopo la guerra va a cambiare nome, hai capito? Sì. Esatto. Dice, lei come si chiama? Chiedo scusa, dice Benito Merda. Certo. E come vorrebbe chiamare? Roberto Merda. Certo, giustamente, però voleva cambiare nome, è vero? Voleva cambiare nome, non cognome. Tu capisci che lì, cioè l'ase peso il taccon che il buso, ecco. Poi ci sono alcune cose sulle quali vado tranquille, per esempio so che quando devo pagare l'IVA all'erario e quindi mi serve fare un po' cassa, quindi do una controllata al calendario fiscale e ci metto qualcosa sull'operetta, sull'Austria, e lì te costa, no? Mettere molto, però lì so che la risposta del pubblico è enorme. Un po' perché non è elegante che lo dica io, perché forse in quelle cose rendo particolarmente. Ecco. Una forza anche di identificazione. Esatto. E poi anche perché a Trieste è un argomento che attira, che coinvolge, che piace, insomma, no? È una cosa molto sentita. Invece domenica? Domenica sarà, come dice la parola stessa, cioè il titolo stesso, un aperitivo d'operetta. Trieste da un po' di anni è ritornata ha ritornato ad avere la sua estate operettistica grazie all'Associazione Internazionale dell'Operetta che traina, poi c'è il Teatro Verdi, il Teatro Rossetti, il Comune. E quest'anno si spazierà a giugno e a luglio, a giugno con un titolo italiano, a luglio con un titolo più mitteleuropeo, poi ci saranno le presentazioni in merito, quindi non dico di più, ovviamente con Andrea Binetti in testa. A riguardo, con questo spettacolo che chiude la stagione, sarà una sorta di ponte in quella che poi è la transizione negli eventi estivi. Quindi il maestro Corrado Guling al pianoforte, la mia tastiera a 48 tasti, la mia orchestra a 48 tasti, Andrea Binetti, e poi ci sarà un piccolo cameo molto prezioso. Quando a Trieste si dice operetta, si dice Daniela Mazzuccato, ecco, che insomma io non so che patto abbia fatto col diavolo, perché cioè io ho visto la prima operetta con lei, Parata di primavera, avrò avuto, non dico gli anni miei perché sono facile calcolare quanto ne possa avere lei, però intanto il fascino di questa donna, quando lei è in palco, ma anche quando parla, non puoi distogliere lo sguardo da lei, cioè è magnetica, ha questo fascino eterno, bellissimo, e poi un'eleganza nel canto, nel porgersi. Poi anche
nel dialogare. Ma poi come dire, un'umiltà, una modestia che le sono proprie e che la rendono immensa, immensa. E il repertorio? Il repertorio toccheremo dall'operetta italiana, quindi penso a Paese dei Campanelli, Cincillà, Scugnizza, e poi per passare per Emmerich Kallman o Kallman Imre come dicono in Ungheria, certo, quindi toccheremo la principessa della Csárdás, la principessa del circo, tutte non c'è una che sia lavandera, tutte principesse nell'operetta, mal che vadi le contessa, proprio la contessa Maritza appunto, al Cavallino Bianco di Benatzky e Stolz, Vedova Allegra ovviamente. Adesso ti interrogo su una roba invece più particolare. Il parente, diciamo, uno dei parenti dell'operetta è la zarzuela spagnola. Splendida. Ecco, perché quando se n'è fatta una, credo una ventina, 15, anche 24 anche 20 Trieste, anni fa, sì, no? sì. Perché poi non ha... Perché noi siamo gelosi di una certa tradizione? No, io credo perché per noi, quando dico noi dico triestini, Sì, perché sì. poi il fenomeno operetta non è che da altre parti d'Italia è un po' più sopito innanzitutto e poi è più standardizzato. Noi abbiamo una grande conoscenza dell'operetta a Trieste, dovuta al grande retaggio che abbiamo, perché l'operetta ti dà sempre una storia d'amore. Appunto, male che vada, tu sei trasportato in un palazzo di un conte o di un barone, insomma, proprio mai in una casa degli ACP, ma proprio neanche a pagare oro, mentre la zarzuela è roba che parla al popolo. Ho capito. Quindi è qualcosa che ti fa sognare un po' di meno. C'è sempre la storia d'amore, però ecco, per esempio c'è un'operetta che non finisce bene, che si chiama Rosemarie. Ah, come no? Quello è il canto d'amore indiano. Esatto. E anche quella, sai, non ha avuto tante rappresentazioni a Trieste. Sì, perché all'operetta si chiede quello. Esatto, no? Insomma, si vuole un po' sognare con l'operetta, pur poi avendo delle melodie splendide. Poi l'operetta è anche un fenomeno di costume, è un fenomeno per esempio di satira. Johann Strauss, quando scrive il Pipistrello, quest'anno sono i 200 anni di Johann Strauss, lui chiama, per esempio, in Austria si usa dire bevi come una rana. E come chiama lui il carceriere, che è il ruolo recitato del Pipistrello? Frosch, rana. Ah, rana, ho capito. Perché infatti lo fanno sempre ubriaco. Esatto, Eisenstein, testa di acciaio, no? Quindi, perché era uno stolto che non capiva, sì. quindi ci sono tutte delle cose satiriche all'interno. E anche Offenbach, no? Era ancora di più. Poi aveva quella Venuzza francese, no? Che ancora di più stilava ste robe, quindi figurati, benché bene, no? Allora, laddove invece, qual è il grado di parentela secondo te, tra operetta e commedia musicale italiana? C'è? Cioè le operette italiane? Sì, credo proprio di sì. Pietri, no? Sì, come no. Pietri, la Quacchetta, no? Pietri, che poi sai che ha un legame anche a Trieste, Pietri, perché... il medico, esatto, il mi pare medico, che fosse il figlio, esattamente, sì. Pietri, Costa con Scugnizza, Lombardo Ranzato con Cincillà, Paese dei Campanelli. Se tu vai a vedere tutti i divi, le vedette, come si diceva, della commedia, prima dell'avanspettacolo, poi del varietà, poi della commedia musicale italiana, hanno fatto tutti dei primi passi nell'operetta. Sì. Da Porto, insomma adesso mi viene Nuto Navarrini, Nanda Primavera, Elio Calderoni, sono tutti passati per di là, no? Sono figli, sì, esatto. Diciamo anche questo, da quella è anche la fucina, diciamo il teatro leggero italiano degli anni 50, almeno io vado un po' a
Sì. Rivado alle letture, insomma, non è che... Però quella è anche poi la fucina di quella gloriosa tradizione di spettacoli televisivi del varietà del sabato sera. Certo. Nella maggior parte dei casi gli autori, anche in quel caso, da là arrivavano quelli... Non è il caso anche che poi il cerchio che noi stiamo adesso così esplorando si chiuda con Gino Landi che portava le ballerine di Studio 1 a ballare nei festival dell'operetta. Sì, giusto. Cioè, si chiude, no, un po' la cosa. Sì. E poi anche, per esempio, penso ad Antonello Falqui, no? Giochiamo al Varieté. Lui fece un bellissimo spettacolo televisivo con la passerella davanti. Sì. E lì era il teatro, c'erano i giovedì della prosa, no? Venerdì della prosa, scusami, dove si portava il teatro in diretta in televisione per molte volte, e poi da lì portavano il teatro invece in televisione e c'era uno scambio, no? Sì, no, era tutta un'altra... adesso i grandi della TV del varietà del sabato sera, anche là, Vianello, Bramieri, passano di là. Passano di là, insomma. Ma poi sai, Falqui provava per un mese e mezzo delle coreografie. Ma io, insomma, basta guardare quella cosa che è meravigliosa, che è la biblioteca di Studio 1, per vedere che ci sono dei movimenti di macchina, delle cose assolutamente, cioè non è... e pensare poi che quelle... Adesso io ho fatto il calcolo e mi viene facile, biblioteca di Studio 1 ha 61 anni. Mamma mia. E se pensi, e lì c'era tutto il teatro. Penso che a parte Stoppa, ma credo che tutti i grandi tutti quelli che come dire, gravitavano attorno al nucleo di Visconti si sono tenuti. Ovviamente. Figuriamo. Forse Romolo Valli, ma non credo. Non credo. Ma tutti gli altri, Cervi, tutti quanti passati per biblioteca di Studio 1. No, che poi, sai, le sigle di molti programmi degli anni 60-70 avevano una sigla fissa d'inizio e cambiava la sigla finale ogni volta. Sì. C'erano degli ospiti ogni volta con coreografie montate, quindi tutto un tagliacuci. Solo per la sigla andava via un mese. Erano lavori di montaggio di grande artigianato. Sì, che mancano. Sappiamo. Questo è anche... In questo, e qui torniamo al nostro argomento, è anche per Trieste, per l'operetta. A Trieste c'è una grandissima attività di artigianato per l'operetta. Il più grande artigiano dell'operetta che abbiamo a Trieste è sicuramente Andrea Binetti. Sì. Lui guarda, io vorrei far sentire a tutti i vocali che ci ha mandato, svelo un segreto, per l'operetta Cincillà che faremo a giugno a Rossetti. Ci ha dato le tracce sulle quali provare. Lui ha inciso tutte le parti, soprano, soubrette, tenore, con Corrado Vulin che gli sta dietro col pianoforte, ce le ha mandate tutte con vocali. Lui le sa tutte. Questo, sai, è uno che segue dal costume di chi è in scena alle scenografie. Io credo che neanche chi custodisce i depositi del teatro sappia tanto bene quante le scene sono dentro come lui. Lui è veramente... Poi, insomma... E approfitto per dire questo, ancora domani, sabato, c'è Nozze di Figaro, mattina e pomeriggio al Teatro Verdi. Infatti, lui, Stefania Seculin. Ecco, la Seculin in un ruolo en travesti. Certo, come si dice. Fa Cherubino e poi c'è Stefano Furini che dirige, quindi... E poi c'è anche quello sciagurato di Alessio Seguglia. Come Alessio Seguglia? Sempre proprio lo chiamo Alessio perché... Sarà contento, figurati. No, perché è un cugino di suo papà. Si chiama. Ho capito, no, con Giacomo Seguglia. Come si chiama? Giacomo Seguglia. Con... Anselmo e Anselmo Luisi, che invece sta facendo una bellissima stagione assieme a Veronica Pivetti. Qua ormai... C'è anche Marzia Postogna. Come si chiama questo allora? Giacomo Seguglia. I cavei più belli del teatro triestino. Su Mare Grega, mi dà fastidio. Anche a te, e meno male insomma, perché... Ma c'è di peggio perché colui il quale fa il conte d'Almaviva, il baritono, ha una cavelada, sto fio. Anche oh signor, ma una roba. Sì, per noi dobbiamo tenerci distante da... farete anche quindi Cincillà? Sì. Ok, e Cincillà non ha dentro Salomè? No.
Oci, Cilla, Salomè e Scugnizza. Salomè, una rondine non fa primavera. Ecco, se il maestro Romolo Gessi sta seguendo, sì, e anche se Andrea Binetti sta seguendo, sì, per me Salomè è come Over the Rainbow, sappiatelo. Bene, quindi no, che lo prendano nota. Prendano nota, perché se no al prossimo galà... sì, presenta stabile. Ho capito. No, vorrebbe, ma... Ho capito, vabbè. Allora, estate? Estate, quello che si può dire. Allora, torniamo in giardino pubblico, con la rassegna Estate in giardino. Giugno, i favolosi anni 60. Luglio, Ciak si canta, quindi canzoni e colonne sonore, perché sono due cose diverse. Stavolta devo venire. Allora. Del cinema e dei film più famosi. Agosto, l'operetta incontra il cinema. L'operetta incontra il musical, scusami. Ok, buon. Quindi abbiamo giugno, io, Elisa Colummi e Marco Balaben, siamo la formazione stabile, diciamo. Poi c'è a luglio anche il contralto Sibilla Serafini, che è una... Questa è nuova. Ma è una carissima amica, oltre ad essere bravissima cantante, ha fatto con me lo spettacolo sulla Russia, ha tra l'altro uno splendido... sulla Transiberiana. Sulla Transiberiana, sì, chiedo scusa, no, se no mi aspetta fuori. Ha una splendida anche vis comica, inaspettata, con il trio Hollywood, avremo questo trio musicale, e poi l'operetta incontra il musical con Francesca Marsi anche. Quindi insomma... E poi farò ad agosto il Kaisermonat, il mese dell'imperatore, che si inaugura Monat. Con la T, si inaugura il lunedì 4 agosto con An der schönen blauen Donau sul bel Danubio blu con la Wiener Salon Orchester. E chi è il Kapellmeister? Io. Martedì abbiamo invece l'Austria era un paese ordinato, Maldobrie con Marzia Postogna e la banda a fiati di Muggia. Ecco, questa adesso forse ci sarebbe bisogno di in un teatro come quello triestino, che prende direzioni le più differenti, insomma, come peraltro è giusto che sia, ma forse è il tempo di rispolverare qualche Maldobria non sarebbe, anche perché non sai, sarebbe male. Come ti dicevo prima, Austria operetta, quando tu metti Maldobria in programma è strafull sempre. Io capisco che è difficile perché c'è ancora qualcuno che ricorda, io stesso, le vecchie edizioni. Io ho fatto in tempo a vedere addirittura quella con Savorani, per cui era qualche cosa di... Ma insomma, voglio dire, il testo è talmente coinvolgente, eccetera, che poi dopo, insomma, perché ci sono stati anche, lo stesso Giacomo ha fatto un omaggio a Carpentieri Faraguna con Ariella e Enzo De Rose. Quindi secondo me forse bisognerebbe un po' ripristinare queste cose, anche perché ci sono generazioni e generazioni di spettatori che non le hanno viste e quindi non conoscono. E molte generazioni, penso per esempio io ho degli amici che si chiamano Giadrossi, e nelle Maldobrie potrebbero ridere molto perché c'è il capitano Giadrossi, tanto per citare così, ecco, però potrebbero rispecchiare anche, rivedere alcune loro, le origini di alcune loro... Sì, io, ripeto, non la vedrei. Fu Calenda che tentò una ventina d'anni fa di rimettere, e credo che anche ritornarono per un periodo anche in Contrada. Sì, come no. Più recentemente. Con Massimiliano Borghesi. Sì, e lì c'era... Giraldi, aspetta, Gualtiero Giorgini. E c'era anche, come si chiama? Mister Allegria, che è Francesco Godina, che è sempre molto serio, lui eccetera. Quindi secondo me si potrebbe ripescare qualcosa, perché vale veramente la pena, insomma, anche perché è roba nostra. Certo, nonostante sia, bisogna ricordarlo, una lingua totalmente inventata. Questo è meraviglioso. Sì, no, quel Vézé
Ci fa, ci dice, ci fa, ci dice. E poi io ogni volta tutte le volte che sento indifferente... Ben buon indifferente. Mi ricordo queste cose. Allora, abbiamo ancora 4 minuti di Posso tempo. dire una cosa prima che me ne dimentichi, Come no? anche perché è una cosa che mi sta molto a cuore. Sai che io collaboro con l'associazione Parkinsoniani Pegaso di Trieste, dove tengo un laboratorio di Parkinsoni invece canta. Questa è una delle robe più geniali che io abbia mai sentito. Sì, Quello è il coro Parkinsoni invece canta. Io invece tengo il laboratorio di espressione teatrale emotiva e facciamo lo spettacolo il 26 di dicembre al Miela. E l'estivo invece quest'anno lo facciamo l'estate sulle ali di Pegaso, domenica 8 giugno alle ore 18 alla Sala Luttazzi con ingresso ad offerta libera. Canzoni, versi, poesie, testi scritti da loro, perché ho voluto proprio delle cose scritte da loro. Quindi magari tornerò a riparlartene, però magari se tenevo... Se vuoi portare anche qualcuno... Con piacere, così, anzi sarà una bellissima esperienza. Anche fin 2 può stare. Bene, ottimo, perfetto. Così i tecnici perfetto. saranno contenti. Immagino. Quindi così. Allora, abbiamo ancora... in realtà siamo in conclusione, mi pare di capire, perché Bene. ho preso giusti i tempi e se questo sghiribizzo... Quindi adesso si butta la pasta. Se questo sghiribizzo corrisponde a quello che ho in mente, siamo in chiusura. Siamo al dente, allora, bene. 16:30 domenica 4 maggio, ore 16:30. Volevo dire anche che chi avesse paura perché le strade sono bloccate per la Bavisela, a quell'ora sono già riaperte del tutto. Diciamo che ancora a Cori bisogna chiamare la Croce Rossa, col cucciarin. Ore 16:30 Teatro Miela, aperitivo d'operetta con il sottoscritto, Corrado Golina al pianoforte, ospiti Andrea Binetti e Sua Maestà Daniela Mazzuccato. Biglietti alla cassa del Teatro Miela. Grazie ad Alessio Colarucci, Grazie a voi. buon lavoro, ci vediamo noi con Trieste in diretta martedì alle 17:55.